Sicuramente una componente importante è stata il ritorno a una forma di normalità nel lavoro tecnico, intendo dire il recupero dei giocatori alle prese con le influenze varie, con le varie problematiche fisiche, l'inserimento di Giacomo, Zilli, diciamo che sono stati dei segnali che ci hanno fatto respirare un'aria più normale, un'aria di preparazione normale, cosa che nelle ultime 2 settimane purtroppo non avevamo potuto vivere e questa sensazione di precarietà, questa continuo dover essere in emergenza allenandoci in 5, in 6, in 7, purtroppo poi sul campo ha avuto un'incidenza devastante. Avremmo dovuto essere bravi a rendere meno presente questa problematica, ma non ci siamo riusciti. Ecco, questa settimana un primo segnale viene appunto da un ritorno, non dico alla normalità, ma quasi, e quindi al riappropriarci di equilibri e di cose che questa squadra ha sempre avuto nell'arco della stagione, e mi auguro che questo ovviamente ci dia nuova energia e nuove certezze. Partirà con il gruppo, adesso stiamo aspettando le ultime formalità, non lo so ancora se riusciremo a completare tutto l'iter per poterlo schierare, così come partirà con la squadra Marco Evangelisti, e anche per lui decideremo all'ultimo momento la possibilità di utilizzo per motivi ovviamente diversi, che sono di recupero fisico, però i segnali che ha dato in questi ultimi giorni della settimana sono segnali che ci inducono a un cauto ottimismo, anche se appunto sarà all'ultimo momento che valuteremo. Avversario diverso rispetto alla partita dell'andata. L'andata qui giocò una partita abbastanza anonima, avversario diverso nella sostanza e nella forma perché ha cambiato il centro prendendo Hairston, e l'arrivo di Hairston sicuramente ha dato un rendimento e una solidità ai nostri prossimi avversari di livello assoluto. È una squadra che ha recuperato, che si è riaffacciata immediatamente a rincalzo delle prime 8 posizioni, 2 punti dietro a noi, e quindi chiaramente è ritornata a pieno titolo a competere per quello che era il loro obiettivo stagionale, sicuramente l'ingresso nei playoff. Quindi oggi è una squadra dove c'è del grande talento, c'è della grande fisicità e ruoli ben definiti, il che li rende sicuramente una squadra molto insidiosa. Ma la strategia di gara sicuramente la fisicità e la grande qualità di Raymond e di Hairston vicino al canestro saranno un grosso problema da risolvere, soprattutto perché abbinato alla imprevedibile capacità dei loro esterni di piegare una partita con dei tiri da 3 in serie, perché Saccaggi l'abbiamo vissuto noi dalla nostra parte negli ultimi anni di che cosa può essere capace, ma Tavernelli, Pastore, Laganà sono giocatori che hanno le stesse caratteristiche, e quindi dovremmo essere capaci di non scoprirci troppo sul perimetro, pur sapendo che la grande quantità di lavoro si farà dentro l'area vicino al canestro contro questi 2 straordinari giocatori.